Sono uno dei due titolari di questa società che si chiama Campanacci Fluoris SNC, di produzione di campanacci. La produzione di campanacci è sempre stata riconosciuta come una produzione tipica di Tonara. Al momento siamo due famiglie storiche che fanno ancora questo lavoro, un lavoro a cui ti approcci già da quando sei bambino, perché in bottega noi abbiamo il ricordo di essere sempre venuti anche solo per giocare, anche solo per palleggiare col pallone o per fare i compiti, però comunque quello ci ha consentito di avere sempre attorno a noi quelle sonorità, quegli odori, quel frastuono che poi è entrato nei nostri cassetti mentali, ed è un lavoro che ti richiama a sé quando meno te lo aspetti. A me è successo quando ero all'università, mio fratello è successo quando stava lavorando in un altro posto, mio padre è successo quando si è allontanato ed è emigrato in Emilia Romagna e poi è tornato perché il richiamo è stato forte. Col GAL abbiamo realizzato un progetto che avevamo in mente da tempo, tant'è vero che prima di procedere col GAL avevamo già realizzato dei prototipi. Pensavamo sempre che belle sonorità ci sono ad esempio nell'arco alpino, in determinati posti in cui sentivamo echeggiare queste campane che avevano delle sonorità differenti da noi. Perché non affiniamo un po' e cerchiamo di arrivare a costruire queste sonorità diverse che sono tanto affascinanti? E tentativo dopo tentativo abbiamo realizzato dei prototipi e questi prototipi ci sono piaciuti tantissimo. Poi grazie al GAL siamo riusciti ad affinare l'acquisto di alcune apparecchiature che ci sono state fondamentali per passare dal prototipo poi alla messa nel mercato di queste campane. Con i nostri mezzi, con le nostre strumentazioni era impossibile farlo. Non andavano più bene perché a noi adesso servivano lamiere da 3 mm, per cui c'è stato necessario un plasma ad esempio. Un plasma che abbiamo acquistato grazie al finanziamento del GAL, un plasma che ci permettesse di tagliare le metrature più importanti. Ci sono servite le saldatrici, quindi abbiamo iniziato a perfezionarci anche nella saldatura, che era una cosa che prima non esisteva in questo tipo di lavorazione. Era da tempo che tutti richiedevano, ma un marchio, avete un marchio, riuscite a imprimere qualcosa nella campana? Un laser è stato quello che ci ha aiutato. Il laser era molto costoso e il GAL ci ha aiutato nell'acquisto parziale di questo laser che abbiamo inserito nel progetto. Ed è stata una cosa che ci ha rivoluzionato il mercato perché oltre a personalizzare le campane che avevamo messo in progetto col GAL, ci ha permesso di riuscire a personalizzare anche le nostre campane della tradizione classica, quelle piccoline, quelle grandi, che prima venivano utilizzate esclusivamente per l'uso funzionale dell'allevamento, invece adesso hanno un ampio mercato come gadget, souvenir, come regali da bomboniere, come trofei, come premi, e quindi ci ha aperto una fetta di mercato differente. Ma queste si chiamano bettiosas, che in sardo significa arroganti, prepotenti, perché hanno un suono molto, molto forte rispetto a quelle classiche della tradizione sarda. E questo è nudias, cioè il termine nudiu significa nodoso, in realtà la traduzione reale è nodoso, però viene utilizzato come per indicare un suono che è molto netto, che si sente sulla distanza. Una minima cosa che si può dare agli artigiani è quella di aver preferito molte volte portarsi nella tomba un segreto pur di riuscire a insegnarlo, però questo avveniva in tempi diversi, in tempi in cui c'era continuo ricambio per tutto. Adesso non c'è più il ricambio, se anche noi ci teniamo stretto un sapere che poi è nostro in questo momento, ma poi dovrebbe essere solo di passaggio a noi, dovrebbe essere di passaggio nelle nostre mani per poi arrivare a qualcun altro, allora è la fine, per cui è il momento di provare ad andare incontro anche agli artigiani per riuscire a istituire dei corsi di formazione, per rendere sì che gli artigiani stessi diventino insegnanti di questi saperi che è giusto che non vengano persi.